Impianto industriale in zona agricola. Finisce nel mirino della magistratura il re dell'eolico Salvatore Moncada, 50 anni, il fratello Stefano, 48 e Girolamo Caruso, 60 anni, di Palermo. Sono indagati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo l'accusa avrebbero ottenuto indebitamente contributi complessivi per più di 9 milioni di euro per gli anni che vanno dal 2010 al maggio 2013, con conseguente e corrispondente danno per lo Stato. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Agrigento, in esecuzione di un decreto d'urgenza emesso dal procuratore capo Renzo Di Natali e DPM Giacomo Forte e Salvatore Vella, ha effettuato un sequestro preventivo di conti correnti, nonché di documentazione amministrativa e contabile nei confronti dei 3 indagati. Nel mirino dell'inchiesta anche 2 società, la MA Rinnovabili SRL con sede ad Aragona, di cui dirigente è Girolamo Caruso e legale rappresentante Salvatore Moncada, e la società agricola Solar Farm SRL, di cui il legale rappresentante Stefano Moncada. Sempre secondo l'accusa, in concorso fra loro realizzavano senza la prescritta autorizzazione unica regionale, senza l'autorizzazione del genio civile e con il diniego della concessione edilizia da parte del Comune, un impianto di produzione di energia elettrica, da considerarsi a tutti gli effetti un impianto industriale. Secondo l'accusa, l'imprenditore Totò Moncada, il fratello Stefano e Girolamo Caruso, ognuno nei propri ruoli, avrebbero dapprima comunicato al Comune di Agrigento che avrebbero realizzato un impianto caratterizzato da strutture tipo serre integrate, con pannelli fotovoltaici per l'allevamento e la coltivazione in regime di agricoltura biologica, tanto da ottenere il 26 marzo 2009 una concessione edilizia. Successivamente però avrebbero realizzato un impianto che gli inquirenti ritengono a tutti gli effetti un impianto di tipo industriale, per il quale sarebbe stata necessaria l'autorizzazione unica regionale.